Benvenuti in questa fottuta recensione del Friuli. Finalmente sono ritornate le recensioni del Bel Friuli. Sono contento veramente perché, anzi, veramente non è che sono molto contento, cioè sì, sono contento che sono tornato a farle. Il problema è che sono un po' incazzato per via del fatto che io 3 settimane fa, se non erro, ne avevo fatta una dove ho espresso dei concetti a mio avviso anche abbastanza buoni, dico abbastanza belli, su chi era l'uomo, o in questo caso, essendo che è la signora Concetta, la donna misteriosa, no? Comunque avevo espresso dei concetti abbastanza belli, in senso interessanti, ti ho detto anche di seguire il canale Twitch di Happy Farming del nostro amico Paolo, quindi Happy Farming Day, che ora è sbarcato anche su Twitch. Il problema è che non avevo l'audio acceso del microfono della applicazione ADV Screen Recorder, questa qua. Adesso l'audio l'ho verificato più e più volte, ce l'ho acceso e porca puttana, stavolta non mi fotte. C'è un detto che dice la vecchia si fotte una volta, non la seconda. Comunque, non so se lo sapevate. Comunque, allora ragazzi, prima di cominciare, ci sono parecchi episodi di recensione del Bel Friuli. Se non erro, cominciano dall'episodio numero 62. Non vorrei dire una stronzata. Adesso li vado un attimo a cercare per capire fino a dove li ho recensiti. Io mi pare che li avevo recensiti fino all'episodio dove Raul Colon dice goodbye, dice addio alla serie, almeno fino a oggi, perché comunque non si sa mai se nel 22 rivedremo al carissimo Raul Colon Raul. Questo sarà da vedere, sarà da vivere, un'esperienza da vivere. Io però intanto vi voglio dire, prima di tutto, eh, vi ribadisco il canale Twitch di seguire perché secondo me Paolo Happy Farming sta facendo un lavoro eccezionale su Twitch, sta portando un sacco di giochi, tra cui FIFA, anche se a me FIFA non piace tanto, però solo perché lo porta lui e ci regala dei momenti incredibili. Ha portato i football anche, però i football con la questione del My Club ha un po' rotto il cazzo. L'arbitro del Burundi rimane sempre nei nostri cuori, ha fatto parte pure di questa fanpage, visto che ho fatto un sacco di meme, di meme su di lui. Fra l'altro voglio fare anche un'altra compilation di meme, perché ho fatto altri meme, quindi mi sembra assolutamente giusto farlo. E poi, niente, insomma, ha portato anche Gas Station, Eurotrack, ha portato addirittura la storyline di Grand Theft Auto 5 con Michael, Trevor, Franklin, insomma, i vari personaggi che ci sono di Grand Theft Auto V5. E quindi, insomma, c'è di tutto e di più su Twitch. Fra poco esce Farming 22, fra l'altro il 21 novembre, domenica 21 novembre, il giorno prima dell'uscita di Farming, uscirà un video speciale qui sulla fanpage, quindi vi consiglio di vederlo. Lo voglio fare in premiere. Paolo Happy Farming ultimamente ha dei problemi con YouTube, insomma, non riesce, non so per quale motivo, a scrivere perché non gli dà l'aggiornamento YouTube, quindi non so se potrà stare in premiere con noi. Non mi, cioè dico, sì, è un peccato che non possa stare in premiere, però lo voglio mettere in premiere lo stesso per una questione di figaggine, cioè voglio metterlo in premiere perché da un sacco di tempo che non metto in premiere qualcosa, quindi lo voglio mettere. Tanto Paolo se lo recupera quando vuole, mi commenta sempre, quindi sti cazzi, cioè, grande Paolo che mi segue sempre. Vabbè, la sua fanpage, grazie al cazzo, se non mi seguiva che cazzo di fare le facevo queste cose. Va bene, a parte questo, insomma, porca puttana, questo raptus di follia. Cominciamo dall'episodio numero 63, io prima ho detto 62, per ora ho dato una piccola occhiata, non era 62, era 63. Allora, episodio numero 63, cominciamo da quello. Questo episodio è uscito un mese fa. È uscito un mese fa, ragazzi. Io mi voglio anche scusare. Io questa cosa l'ho detto anche nella recensione che ho girato 3 settimane fa, ma che non sono riuscito a mandare in onda per via dell'audio. Volevo scusarmi con Happy Farming, con Paolo, perché gli ho promesso appunto un mese fa esce la recensione del Bel Friuli. Voi non avete la minima idea della catena di eventi che è successa dopo, perché ho avuto un sacco di impegni. Sono pure stato male in quel periodo, perché era il periodo influenzale, perché a ottobre, quel periodo era un po' il cambio di stagione, quindi insomma potete anche capire.
Sono stato male, ho avuto un sacco di impegni, ne avrò tanti. Infatti, a fine video devo fare un piccolo appello che spero Paolo riesca a sentire, come anche tutti quelli che seguono la fanpage. Comunque, episodio numero 63 si apre. Io questo episodio l'ho aperto subito. Io di solito non, cioè nel senso, ho sempre le notifiche attive, soprattutto di Happy Farming di Paolo. Però di solito il telefono lo lascio sempre o sotto carica oppure magari non lo sto usando e quindi quando esce qualche episodio magari passa qualche minuto, addirittura a volte ore prima che guardo un video, ma non perché non lo voglio vedere, ma perché sono impegnato, magari sto facendo qualcosa e il telefono non lo sto utilizzando. Però in quel momento stavo usando il telefono e mi arriva sta notifica, vedo nuovo operaio, Belfriulli, hashtag numero 60, cioè l'episodio numero 63, nuovo operaio. Io gli dico, cazzo, devo aprirlo subito, infatti l'ho aperto subito perché ero troppo curioso di chi fosse questo operaio e si è rivelato essere, e questo è il primo colpo di scena, Pino Esposito. Pino Esposito che vuole, insomma, scordare quello che è successo in passato, no? E quindi, insomma, Pino Esposito is all elite Friuli, best for business. Insomma, mi ha fatto molto ridere come Happy Farming lo ha minacciato con la motosega. Non è la prima volta, perché se vi ricordate nell'episodio dove Happy Farming licenziò Zirbobolo, lo minacciò con la motosega. Questa è un'abitudine che a me fa morire quando Happy Farming minaccia qualcuno con la motosega. E io, questo operaio, che cazzo dico? Questo episodio del Belfriuli si chiama Nuovo operaio già conosciuto, io l'avrei chiamato Scurta un moccio passato, un passato è passato. Perché appunto assumere uno come Pino, Esposito, bisogna avere le palle, cioè un napoletano quello, non si sa mai cosa possa fare, però Happy Farming si fida, sono d'accordo. Quindi Huckleberry, la security e Pino Esposito, io ogni volta faccio una piccola pausa perché sennò che cazzo mi esce non lo so. Pino Esposito, se è Esposito, non un altro nome. So io, chi ha orecchie da intendere intenda. Comunque, Pino Esposito fa parte del team Happy Farming e sarà su Farming 22 insieme a Colberry. Quindi i due operai sono già pronti per Farming 22 che uscirà il 22 di novembre del 2020, del 2021. Ecco, stavo dicendo del 2022 perché ci sono molti numeri 22. Passiamo adesso all'episodio numero 65 perché il 64 è stato fatto in live, quindi diciamo che c'erano stati solo lavori. Io i lavori li rispetto molto, li guardo sempre, però bisogna recensire la storyline, capite? Ehm, e quindi cominciamo con l'episodio numero 65. Bellissimo. Mi sono dimenticato un piccolo segmento dell'episodio numero 63, cioè quando Big Bobolo ha fatto la battuta, ha detto Big Cats, no? Perché hanno il cazzo grosso, quindi mi ha fatto ridere quella battuta, no? Forse Paolo se la ricorda. Comunque, cominciamo. Innanzitutto, non ci vuole niente a recensire dell'episodio, cioè l'episodio numero 65 perché sono successe poche cose. Diciamo che vabbè, Happy Farming ha venduto le galline, le pecore, i maiali. Ma a parte questo, la cosa importante è stata quando innanzitutto è stato figo, molto divertente, lo scherzo a Huckleberry quando gli ha detto, insomma, quando gli ha detto che c'era un Bigfoot, è stato molto divertente. Però diciamo che il bello è arrivato quando nell'episodio numero 66, sì, era 66, abbiamo avuto la chiamata. La chiamata da questo personaggio misterioso, no? Insomma, che poi si è rivelato essere, e nell'episodio dopo lo diremo, vabbè che già basta vedere questa foto. Ehm, E a me questa chiamata mi ha veramente ai tempi suscitato molta hype, appunto, perché cazzo, cioè, chissà chi cazzo era alla fine, poi ora ora ne parleremo. Comunque, cosa posso dire? Tanto la scena dove Happy Farming e Zibobolo hanno fatto l'accordo
per scambiare, insomma, avete capito, no? Quando stavano discutendo del prezzo, mi ha ricordato un sacco una scena del banco dei pugni dove si mettono a discutere, a fare le offerte, le controfferte. Poi volevo dirvi un dettaglio molto importante di questo episodio. Innanzitutto, Happy Farming ha dato le dimissioni da sindaco. Non è più un problema nostro di chi sarà il prossimo sindaco, visto che ora ci trasferiamo in un'altra destinazione che si può tradurre in ci trasferiamo in Farming 22. Però sarebbe molto, come posso dire, bello sapere chi sarà il prossimo sindaco, visto che Happy Farming ha dato le sue dimissioni, quindi sono molto curioso di chi sarà il nuovo sindaco da quelle parti. Sono anche molto contento che ci sarà Moz, il cane da guardia, no? È una fusione tra Major e Moxley praticamente. Sono contento che ci sarà Moz, il cane da guardia del team Happy Farming, che ci sarà anche su Farming 22. Ci sarà Moz, Huckleberry, Pino Esposito, forse anche Zigbo Bobolo, la signora Concetta, eccoci qui, episodio numero 67, un finale sconvolgente. Ora cominciamo a parlare di questo episodio, ragazzi. Io, appena ho sentito quella voce, quella dannatissima voce, mi è preso un colpo, ma perché di sì, perché cioè era morta fino a qualche tempo fa, te la ritrovi viva, aveva orchestrato tutto, era tutto un piano. Ammazzare Ludmilla, ammazzare Leslie Ciao. Lei intanto continuava a produrre vongole. Magari stava anche in affari con Kevin Ambrose, con Angelo Reigns, con Brocken Wyatt, con una cosa assurda Dennis Wrestling che sta su gas station e sta facendo proprio una cosa assurda, proprio. Sta distruggendo tutto, proprio. Beh, siamo qua. Concetta è ancora viva, produce vongole ancora, in tutto questo tempo che noi pensavamo che era morta, lei stava producendo vongole. Cioè io sono veramente... Ma poi la cosa più scioccante è che Happy Farming e la signora Concetta hanno anche una fottuta relazione. E quindi non stanno scherzando, hanno una fottuta relazione. A quando le nozze, chissà, se magari su Farming 22 vedremo un matrimonio tra i due, dubito, però sarebbe incredibile. Quindi eccoci qua. Comunque, mi immagino Concetta che guida la Ferrari, poi che guidava la Ferrari, perché si sono fatti un sacco di soldi. Happy Farming ha avuto un altro piano geniale, un altro piano veramente, veramente geniale. Ora, Farming 22 uscirà fra poco, il 22 novembre. Oggi siamo il 18 novembre, no, il 19, scusate, oggi siamo venerdì 19 novembre 2021. Il 22, lunedì 22 novembre esce Farming 22, 22. E siamo a posto, ragazzi. Cioè, nel senso, secondo me è una gran cosa. Chiudere così questa, diciamo, prima stagione del Bel Friuli. La prossima sarà la seconda, però per me questo è sempre l'Old Friuli, ragazzi. Quindi per me questa è stata la seconda stagione e ora ci sarà la terza. Perché per me è così, cioè perché l'Old Friuli non si può trascurare. Ma lui non l'ha trascurato, però ha semplicemente cambiato il nome. Forse il Bell è anche migliore di Old, però non lo so, ragazzi. Per me la Old Friuli e il Bel Friuli sono la stessa cosa, cioè, sinceramente, dai. Una serie rivoluzionaria. Ma di questo ne parleremo meglio nel video che uscirà il 21. Nel frattempo, io volevo innanzitutto dire bellissimo finale, ma poi volevo un attimo chiudere dicendo questo. Io purtroppo, prossima settimana avrò parecchi impegni e sarà così per molto tempo. La mia schedule sarà piena di impegni. Ora, io vi consiglio di seguire Happy Farming su Twitch, su YouTube. Ora porterà Farming 22 a manetta perché giustamente è un farming stupendo. E qua lo dico anche a te Paolo, siccome ho molti impegni, purtroppo, mi verrebbe molto semplice se tu facessi le live alle 21. Magari le fai durare 2 orette, 3 ore, quanto vuoi tu. Perché io alle 20, cioè io calcola, devo stare in questi impegni che ora sono cose mie personali, non le voglio dire su YouTube.
dalle 7, 6 del mattino, mi ritiro a casa verso le 20 e mezza. Comunque sarà un... cioè io non so neanche se avrò tempo per il mio canale, quindi insomma sarò molto, ancora molto più impegnato di quanto lo ero prima. E quindi l'unica ora libera per guardare le live, i video che farai su Farming 22 sarà alle 21. E mi dispiace dirlo perché l'anno scorso ero molto più libero. Io ce la metterò tutta nel seguirti, a mandare avanti la fanpage. Ce la metterò tutta nonostante questi impegni. Ti chiedo solo di fare le live magari verso le 21, no? Per semplificarmi le cose a me. Se poi tu vuoi farle prima, io tanto le recupero. Però con i miei tempi, perché purtroppo non sono parecchio impegnato ultimamente. Infatti si vede anche l'inattività che ho avuto nella fanpage, eh. Mai sono stato così inattivo nella fanpage, ma purtroppo ho dovuto, non per colpa mia, ma ho dovuto. Quindi chiedo scusa per questo, perché a malapena sono riuscito a mandare avanti il mio canale. Ehm, eccoci qua. Comunque dai, io credo di aver fatto un bel percorso fino ad oggi con questa fanpage. Ho dato il meglio di me, la mia più grande creatività ho dato in questa fanpage perché appunto Happy Farming ho un grande rispetto per lui, ho un grande amore verso il suo canale, verso anche di lui. No homo, non sono cioè amore nel senso capite bene, no? Ah, quanto sono simpatico. Comunque, vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi, ciao belli, ciao brutti, bye bye.